Sardegna, un'isola da vivere, da raccontare, ma soprattutto da amare. Quando la storia cammina, ritrova le tracce del tempo. Sono tante le civiltà antiche che fiorirono sui monti della Barbagia e tanti sono rimasti i segni di quel passato che testimoniano la storia e la preistoria di quelle presenze. La storia di Fonni è un lungo viaggio attraverso i millenni, una storia documentata da un patrimonio archeologico inestimabile, disseminato nel territorio e scolpita nel carattere dei suoi abitanti. Oggi ci troviamo a Fonni, un piccolo borgo montano che con i suoi 1000 metri di altitudine è il paese più alto della Sardegna. Si trova nel cuore della subregione storica della Barbagia di Ollollai ed è racchiuso anche nello splendido scenario naturalistico del Gennargentu. Il territorio di Fonni è particolarmente ricco di vestigia archeologiche che attestano la presenza dell'uomo sin dalla preistoria. Le testimonianze sin dal Neolitico sono numerose, Domus de Janas, Menhir, sono disseminati in tutto l'altopiano. L'età nuragica ha lasciato invece nel territorio un segno più importante e duraturo. Una quarantina di nuraghi, diverse tombe di giganti e un complesso santuariale di importanza eccezionale. Gremanu, l'unico esempio noto sinora di acquedotto di età nuragica. La civiltà nuragica si sviluppa nel territorio di Fonni a partire dal Bronzo Medio, nel 1500 a.C. Abbiamo infatti testimonianza di circa 45 nuraghi e ben 18 villaggi nuragici. Sempre in questo periodo vengono costruite anche 25 tombe di giganti. La necropoli più importante che abbiamo nel territorio è la necropoli di Madau. Ma sicuramente l'area più interessante, il fiore all'occhiello del territorio è rappresentato dall'area archeologica di Gremanu, dove è stato portato in luce un acquedotto nuragico che per tipologia di costruzione viene considerato dagli accademici un unicum in tutta la Sardegna. L'area archeologica di Gremanu è stata portata in luce a partire dal 1987 con gli scavi condotti dalla dottoressa Maria Ausilia Fatta. Questo complesso ci ha restituito un esempio unico finora di acquedotto nuragico, un complesso sistema di captazione, di raccolta e di canalizzazione delle acque. Le fonti e i pozzi sono collegati tra loro da un insieme di canalette realizzate in trachitte. Le acque venivano raccolte in un bacino per poi essere convogliate nella vicina area templare tramite un sistema di canalizzazione. Il complesso archeologico di Gremanu è stato realizzato in più fasi. A partire dal Bronzo Medio è stata realizzata l'area templare. All'interno del temenos, del recinto sacro, sono stati portati in luce sia un tempio circolare che un tempio a Megaron, dove venivano officiati diversi riti presumibilmente legati al culto delle acque. A breve distanza da Gremanu troviamo la necropoli nuragica di Madau, datata al Bronzo Medio. È stata indagata per la prima volta nel 1978 da professor Leviu. Si tratta di un complesso di 4 tombe dei giganti che sono state costruite in più fasi, tant'è che in una delle tombe l'originaria stele cintinata è stata sostituita dalla più moderna stele a dentini.
Le 4 tombe dei giganti che compongono la necropoli nuragica di Madao sono disposte ad anfiteatro, con l'ingresso rivolto a sud-est al sorgere del sole e al passo di Corribui che congiunge la Barbagia con l'Ogliastra. Un'altra caratteristica che rende particolare la necropoli di Madao è la presenza di un'esedra circolare in una delle tombe. Particolare interesse la tomba numero 1 per la presenza di una stele con dei motivi storiati che attualmente è oggetto di indagine. Grazia Deledda ha descritto la festa dedicata alla Madonna dei Martiri nei dettagli della fine di un secolo, quello dell'Ottocento, e poi nel suo libro Cenere ha fissato l'immagine di Fonni ritraendolo quale avvoltoio in riposo adagiato sulle falde del Gennargentu. Con le parole di Grazia Deledda noi ci lasciamo e chiudiamo così la nostra puntata. Io vi do appuntamento a sabato prossimo e ricordatevi sempre che chi ama la Sardegna viaggia con noi, viaggia con Sardegna Live.